Eccoci, puntata del 26 marzo di Che calcio che fa. Scusate la voce, è un periodo un po' così per i mali di stagione, quindi spero di non ammorbarvi con il mio tono di voce, anche perché poi comunque abbiamo un ospite che deve parlare lui, quindi tendenzialmente, quindi io cercherò di limitarmi da questo punto di vista. La trasmissione di oggi è chiaro che è un po' interlocutoria, nel senso che l'attualità viene a mancare per ciò che riguarda il calcio della Serie A, però nel frattempo c'è stata la pausa appunto delle nazionali, con le due partite della nazionale italiana vinte per 2-1 e 2-0, con delle prestazioni un po' contraddittorie sotto certi aspetti, contro appunto il Venezuela e l'Ecuador. Di questo appunto ne parleremo con Evaristo Cola, che è un direttore sportivo talent scout, lo vedo già sotto traccia, quindi lo invito a Che calcio che fa. Buon pomeriggio. Eccoci, ciao Evaristo. Allora, innanzitutto hai visto la nazionale, quindi hai visto le due partite. Partiamo subito da questa che è un po' di attualità, no? Quindi le due partite della nazionale. Qual è la tua considerazione, visto che qualcuno ha detto siamo molto indietro? Il problema è che per Spalletti giustamente ha poche chance di poter sbagliare, in quanto il tempo per lui è molto breve. Giustamente sta facendo adesso degli esperimenti, vedi anche il modo che ultimamente lo sta portando con la difesa a 3, sta facendo degli esperimenti anche a livello di singoli, e credo che comunque, essendo che lo stimo tanto, anche se non ha avuto il tempo che ha avuto Mancini di assimilare, organizzare e automaticamente organizzare l'aspetto tattico come ognuno crede, io credo che lui, essendo che è molto scaltro, in poco tempo riuscirà, secondo me, a far bene, perché è un allenatore che ha molta esperienza tatticamente, tecnicamente, veramente molto bravo, e credo, anche se non ha tanto tempo, comunque riuscirà a far molto bene. Bene, torniamo dopo un po' a parlare della nazionale, di Spalletti, di come potrebbe essere, diciamo, un po' questa nazionale nel futuro immediato, visto che appunto siamo, tra virgolette, alle porte degli europei, perché tra poco a giugno ci saranno. Allora, Evaristo Cola, direttore sportivo e talent scout, il tuo percorso quindi parte quando e con quali, diciamo, punti di riferimento a livello professionale? Io avevo 18 anni quando giocavo anche io a calcio a un discreto livello e ebbi un infortunio grave al legamento al destro, dopo 1 o 2 anni al sinistro, e da allora ho iniziato a intraprendere la carriera, tra virgolette, di tale scout. Infatti ad appena 19 anni, per fortuna, riuscii già a portare un giocatore in serie all'Atalanta, per cui anche, voglio dire, appena 19enne, 20enne ho iniziato questo percorso, ho iniziato a fare l'osservatore, per cui poi man mano ho fatto tanti anni di direttore sportivo in C, in D, e tanti anni di osservatore per prime squadre di Serie A e di Serie B. Ho lavorato parecchio, ho imparato tanto dal, credo, uno dei più bravi in senso assoluto del settore giovanile, come Mino Favini, l'Atalanta. Atalanta? Ci ho lavorato 4-5 anni e ho imparato tanto da lui, anche a livello umano, perché credo che era una persona straordinaria. Ci ho collaborato sia in Italia che all'estero, perché attraverso lui ci andavo anche all'estero, e credo che sia lui che Batta restano tra i più bravi assolutamente in questo settore qua. Poi ho collaborato tanto anche con l'Empoli, ho collaborato in A in B con l'Ascoli, ho collaborato col Perugia quando c'era Gauccinà, ho collaborato col Napoli tanti anni, e in effetti ho collaborato un po' con varie squadre della Serie A e Serie B, nonché direttore sportivo in C&D. Quindi vabbè, diciamo che il tuo percorso varia su due punti di riferimento, no? Perché il direttore sportivo è una cosa, il talent scout è un'altra, anche se però il direttore sportivo, che ha anche la capacità e l'occhio lungo per andare a vedere ovviamente i giocatori, rappresenta, diciamo, una caratteristica ulteriore a quelle che sono le caratteristiche del direttore sportivo, no? Sì. Sì, io credo che il direttore sportivo ultimamente è una figura che sta un po' scomparendo, e credo che sia un grande errore.
Perché il direttore sportivo, secondo me, oltre a scegliere, voglio dire, lo scouting, a scegliere l'allenatore, a scegliere i calciatori, è anche una figura molto importante per quanto riguarda il tramite con la squadra, con lo spogliatoio, perché riesce a percepire delle dinamiche che se non c'è il direttore sportivo è difficile che la squadra, la società, il club ci riesce. Il direttore sportivo, secondo me, deve automaticamente proseguire e ecco, intravedere quello che il club vuole, nel senso che se un club vuole fare un calcio divertente, vuole salvarsi a qualsiasi livello, farlo sul piano tecnico e quindi fare anche delle plusvalenze, lì è un discorso di prendere un allenatore bravo, esprimere un bel calcio, a valorizzare il giovane. Se invece devi vincere, devi prendere un allenatore vincente. Cioè, io dico che il direttore sportivo è importante, però giustamente deve sposare il progetto che la proprietà chiede. Senti, ma a me viene in mente quando sento dire che appunto il direttore sportivo sta per scomparire, mi viene in mente forse all'esuberanza di qualche presidente di calcio. Adesso non entro nei meandri di categorie diciamo inferiori, però penso, non so, a un Aurelio De Laurentiis che è un po' una sorta, o un Lotito che è una sorta di padre padrone, sono padre padroni delle loro società, ma penso anche a Berlusconi e Moratti nel passato, quindi alla fine sì, ci sono dei ruoli, però il giocattolino è un po' di chi è il proprietario, no? Da un certo punto di vista. E poi dall'altra parte ci sono invece degli allenatori che sono, per esempio, Alex Ferguson, che rimane 20 anni al Manchester United, ma possono essere anche un Carletto Ancelotti, quasi in quella linea lì, rimangono un po' di anni all'interno di una società e quindi si deve creare comunque una sorta di connubio, un gruppo di lavoro, ecco. Però il direttore sportivo probabilmente è compresso dall'esuberanza di questi due ruoli. Credo che sia un po' difficile perché gli allenatori, è difficile che uno allenatore dica, beh, difficile, mica tanto, faccio solo io la parte, chiamiamola così, di acquisti, non è che non acquisti lui, però indica ovviamente determinati giocatori, più delle volte vengono anche abbastanza suggeriti dall'alto. Io credo che hai fatto nomi di 4 presidenti che sono 4 colossi, soprattutto purtroppo il presidente Berlusconi che non c'è più e Moratti. Sono completamente diversi, come sono un po' diversi ma sembrano simili Lotito e De Laurentiis. Allora Berlusconi credo che secondo me ha dimostrato di avere una lungimiranza oltre all'aspetto imprenditoriale anche a livello calcistico, perché se noi ricordiamo bene Berlusconi è stato capace di scommettere su Sacchi? che veniva dalla primavera del Parma. Sì, Credo che 1 su 1.000.000 può arrivare a una cosa del genere. Ecco il perché è importante essere lungimiranti, soprattutto sull'aspetto il filo tecnico. E per cui lui poi dopo è arrivato sul tetto del mondo e secondo me era sì padre padrone, però comunque aveva dei grandi collaboratori dove anche dava carta bianca anche sul piano tecnico, perché poi con lui ci collaborava come amministratore delegato Galliani, ma dava carta bianca anche ad Ariedo Braida, perché Ariedo sì, Braida sul piano tecnico era molto molto bravo. sì, Cosa diversa invece per Moratti, perché Moratti ha sempre invece delegato i suoi uomini mercato, cioè vedi Branca, eccetera, eccetera, sono secondo me completamente diversi. Forse Moratti per quello che spese, per quello che ha speso in passato, sia sul piano economico, sul piano psicologico, di tutto quanto ha potuto dare per il suo club, secondo me meritava più del triplete, perché veramente lui di risorse ne ha messe in quantità industriale. Per quanto riguarda invece Lotito e De Laurentiis, allora Lotito, perché so, ti dico questo per certezza, che Lotito sembra padre padrone, però sulla parte tecnica te lo posso garantire che lui non entra, perché contare lui ha dato carta bianca per tanti anni e ce ne accorgiamo anche su questo perché Lotito
se non dava carta bianca a Tare, non poteva resistere 10-12 anni a fare il direttore sportivo, perché anche lui, Tare, a parte che credo che sia uno dei più bravi in Italia insieme a Sartori, anche lui giustamente ha fatto sì che comunque delegasse, io parlo di Lio Tito, Tare, e ne ha avuto i risultati. Cosa che è un po' diverso per De Laurentiis, perché vedi che negli ultimi anni si sono avvicendati parecchi direttori sportivi, vedi Giuntoli, vedi Meluso, vedi Sì. Pierpaolo Marino, ok? Perché secondo me lui è un po' diverso. Io lo dico anche da tifoso napoletano, quello che De Laurentiis ha fatto secondo me va ringraziato, però bisogna anche essere obiettivi che quest'anno, mi dispiace dirlo da tifoso proprio del Napoli, è stato distrutto un giocattolo perfetto. Perché? Perché quest'anno credo che lui, poiché ha fatto un grande lavoro lo scorso anno, dove siamo arrivati a vincere lo scudetto dopo tanti anni, a parte che secondo me lì il vero miracolo l'ha fatto Spalletti, perché il suo calcio è stato meraviglioso. Il problema è che quest'anno io credo che quella squadra che giocava a memoria bastava tenere ancora Spalletti, tenere Kim, tenere Giuntoli che comunque ha fatto abbastanza bene e automaticamente prendere un'alternativa a Meret che secondo me non è pronto per giocare a un grande club, un'alternativa a Lozano, lasciare quella squadra pari pari, poteva solo che migliorare, poteva solo che fare sempre meglio. Quest'anno, devo essere sincero, De Laurentiis non ha operato bene perché anche poi vedi il discorso di prendere Garcia. Garcia non è un fautore del 4-3-3 a livello di bel calcio, non l'ha mai fatto. Poi dopo passi a Mazzarri. Mazzarri ha sempre fatto il 3-5-2. Cioè ci sono stati degli avvicendamenti anche sul piano tattico che non ti portano da nessuna parte. Ci sono tanti errori che comunque erano abbastanza prevedibili. Anche il mercato è stato fatto male, secondo me, sia a luglio che a gennaio. In più adesso ha cercato di sistemare un po' la cosa perché Calzona credo che sia bravo, perché fare il secondo di Sarri, fare il secondo di Spalletti non significa essere l'ultimo No, arrivato. certo. A volte è anche più importante fare il secondo che fare il primo. Però il discorso qual è? È che ha poco tempo e un altro piccolo errore su Calzona, che io credo che sia bravo, l'ha dimostrato in breve tempo, è che comunque è un allenatore a mezzo servizio, perché comunque allena anche la Slovacchia. Certo. Quindi ripeto, sono stati fatti degli errori che almeno fino ad oggi credo che erano abbastanza prevedibili e si potevano secondo me evitare. Vabbè, questo era, diciamo, tu hai fatto una descrizione di queste quattro personalità, di questi quattro presidenti, no? Quello che appunto dicevo era proprio la compressione che può avere il direttore sportivo in un discorso del genere con delle personalità molto importanti che pensano comunque non tutte e quattro, comunque a mantenere il bilancio, specie Lotito e De Laurentiis. E probabilmente la risposta è, per ciò che riguarda De Laurentiis e la stagione di quest'anno, è che comunque ha fatto comunque cassa e quindi lui riesce a mantenere sempre un bilancio positivo, solo che la parte tecnica è molto, molto importante da seguire, perché non puoi abbandonare, come dici tu, un modulo al di là di Spalletti che se ne va via, ma a non sostituire Kim perché gioca Juan Jesus, per dire, quindi insomma ci sono delle belle differenze. Vabbè, insomma, questo è il calcio nello specifico, dopo torneremo ancora. Parlavamo della nazionale, no? Quindi parliamo quindi di quelle che possono essere, diciamo, i cambiamenti. Io ho sentito dire Spalletti, affermare da parte di Spalletti, che essendo un po' un blocco di giocatori interisti in nazionale, specie nella parte arretrata, deve prevedere assolutamente la difesa a tre, o perlomeno considerarla. Poi magari è una difesa che può mutuarsi in partita, può diventare ovviamente sempre una 5 più facilmente una 4 se per esempio c'è un giocatore come Bastoni, Cerbi che possono giocare. Bastoni può giocare anche centrale. Questo penso che sia una cosa positiva, perché comunque sposti il gioco in una certa direzione, no? Quindi su una direzione ben precisa. È giusto in questo momento non perdere troppo tempo negli esperimenti e andare su ciò che è di concreto e che la nazionale, il calcio italiano riesce ad offrire in questo momento. Poi magari c'è tempo per cambiare. Io ti sono sincero, sono un po' scettico sul discorso che il reparto difensivo l'abbia trasformato da 4 a 3.
perché appunto, come dicevamo prima, il tempo è poco per fare questi esperimenti. Spalletti nella sua carriera molto spesso e quasi sempre, non a caso anche l'ultimo anno che ha fatto a Napoli, l'ha fatto una difesa a 4. Cosa significa? Che poi a pochissimo tempo dagli europei fare esperimenti del genere secondo me è un po' rischioso. E infatti mi sembra strano che lui, che ha sempre giocato con la difesa a 4, oggi passi a 3. Sinceramente mi lascia qualche dubbio. Mm. Sì, anche perché poi può esserci indubbiamente appunto uno spazio dubitativo da questo punto di vista. È anche vero ehm, che non è solo mettere tre dietro, cosa fai? Giochi a 5 come gioca l'Inter, però se giochi a 5 probabilmente perdi qualcosa lì davanti, probabilmente non è più il modulo di Spalletti del Napoli, dobbiamo dimenticare, perché io mi ricordo che giocava Lozano, un centravanti un po' arretrato, che giocava a destra e che quindi aveva la capacità di saltare l'uomo o comunque di essere più punta sulla fascia. A sinistra Caraseglia, davanti Osimhen, giocavano a tre punte vere e proprie. Quindi giocare a 5 non è la stessa cosa, perché i due esterni devono essere di gamba e devono rientrare, e se giochi a 4 devi avere un centrale e uno molto forte al centro che deve rompere un po' d'argine, ma abbiamo Barella, abbiamo giocatori di questo tipo, quindi effettivamente non, diciamo che l'ha preso come risvolto in più, probabilmente manterrà il suo standard di gioco e in partita magari può inserire delle logiche che possono avvicinarsi a quelle della difesa 3. Staremo a vedere. Il personaggio, diciamo, di riferimento, per esempio, nella prima partita è stato Matteo Retegui. Ci Sì. troviamo di fronte a un giocatore che quando gioca in nazionale qualche gol ha fatto, non so se ne ha fatti 4-5 in poche comparse. In nazionale l'importante è metterla dentro. Abbiamo l'esempio di Totò Schillaci ai mondiali del 90, e quindi è in quel momento storico che bisogna andare a trovare il giocatore giusto. Costruire una squadra per gli europei con gli attaccanti che sono Scamacca infortunato, Raspadori bravo nei movimenti però segna poco, cioè abbiamo delle grossissime difficoltà. Probabilmente secondo te dovrebbe andare su giocatori di centrocampo pronti a infilarsi alla Barella, giusto? Per cercare di fare qualche gol in più con i centrocampisti. Sì, allora per quanto riguarda Rete Gay, secondo me è una bella vittoria, tra virgolette, di Mancini, Roberto Mancini, perché è stato lui a scoprirlo, nel senso che ha capito che comunque in nazionale poteva far bene. Io credo che lui possa partire titolare per un semplice motivo, perché come dicevi te, non ha tante altre, voglio dire, non ha tanti altri colleghi che in questo momento qua possono fare meglio di lui. Perché? Perché lui comunque è un attaccante che vede la porta, è un attaccante che ha forza, un attaccante si vede, come diciamo nel gergo tecnico, ha fame, sa far sponda, sa attaccare alla profondità, è forte di testa, ha forza fisica. Poi ad esempio anche i due gol che ha fatto ultimamente, non è che li ha fatti voglio dire, con il Brasile, però ti accorgi il modo in cui ha fatto gol, si vede che proprio la postura, il tipo del gol che ha fatto, il movimento, il gesto, cioè ti accorgi che sono caratteristiche del centravanti vero, e secondo me lui è uno di quelli che partirà molto probabilmente per essere il centravanti titolare, perché ripeto ha proprio le caratteristiche che ti accorgi che in questo momento qui la nazionale ha bisogno. Ecco, senti, facciamo una specie di gioco. A questo punto qua, trovami 5 attaccanti da portare agli europei, quelli che tu vedresti, al di là di quelli che sono stati scelti da Spalletti, nella nazionale italiana. Ma parli come centravanti o come attaccanti esterni? Come attaccanti in generale, diciamo, quando c'è la rosa della nazionale, c'è la divisione, alla fine ci sono gli attaccanti. Negli attaccanti chi vedresti? Che poi sono anche Beh, più di quelli centrali. Quindi di solito beh, quando difensori, centrocampisti, attaccanti, ci possono essere anche gli esterni. allora, innanzitutto credo che il primo nome che mi viene in mente è Chiesa. Chiesa sono convinto che sia sui piedi, a piedi diretti, come si dice tecnicamente, o a piedi invertiti,
nel momento in cui lui sta bene è devastante. Infatti è uno degli attaccanti, dei pochi attaccanti che io stimo a livello internazionale, perché sai meglio di me che oggi gli attaccanti esterni, quando si trovano l'uno contro uno, la maggior parte ha paura, perché poi parliamo del settore giovanile scuola calcio, che non si insegnano a fare l'uno contro uno e poi si ripercuote andando avanti, no? Allora ti fermo subito, scusa un attimo, ti fermo subito perché questa è una domanda ben precisa che riguarda anche la tua attività. Non è che probabilmente non si riesce a insegnare in questo momento storico, è chiaro che i fondamentali sembrano un po' passati in secondo piano, perché il giocatore di adesso è un giocatore che è quasi palestrato, un giocatore con grandi capacità aerobiche, capacità di accelerazione, e quindi il calcio è anche molto cambiato, quindi la tecnica sembra quasi messa in secondo piano. Probabilmente è questo, quindi preferisci esaltare l'uomo sulla velocità, non per il guizzo tecnico. È un po' questo il problema. Cosa ne pensi in questo momento storico? Riusciremo a recuperare un po' di fantasia oppure andrà sempre peggio? Purtroppo credo che se il calcio italiano non fa delle riforme, cioè che il calcio italiano secondo me va ribaltato come un calzino, perché sono troppe cose che non vanno. Un piccolo esempio, vai a vedere una partita degli esordienti, ok? Tanto per dire, è proprio un ragazzo che ha caratteristiche, come diciamo tecnicamente, da mezza punta, è uno che a baricentro basso, brevilineo, rapido, ti salta l'uomo l'uno contro uno, l'allenatore si arrabbia, che poi non è un allenatore perché a quei livelli si dovrebbe chiamare istruttore, perché è importante prima insegnare la postura e la coordinazione e poi si passa ad altro. Cosa fa? Si arrabbia, dice dai palla altrimenti ti mando a fare la doccia. Quel tipo di giocatore lì l'hai già distrutto e infatti poi dopo pochi minuti quel bambino sparisce. Quindi ecco il perché ti ripeto il discorso che dicevo prima, il discorso va iniziato dalla base, perché purtroppo in Italia, al di là del fatto che questa è una questione mondiale, che oramai i bambini non hanno più voglia di giocare a calcio perché automaticamente la tecnologia ha distrutto oramai la voglia di andare a fare gli allenamenti. Oggi credo che è difficile che un bambino si prepari la borsa, le scarpe, eccetera, eccetera, no? Ci va giusto perché probabilmente il genitore glielo chiede. Una volta non era così. E già la tecnologia che rimani lì giornate intere alla PlayStation, computer, eccetera, eccetera. In più ci metti purtroppo delle scuole calcio che mi dispiace dirlo, ma 8 su 10 non ne hanno capacità, non sanno cosa significa insegnare a un bambino la coordinazione, la postura, stop, ricezione palla, distribuzione palla. No, cosa succede? Succede che automaticamente pensano solo al risultato, questi pseudo allenatori, mi dispiace dire così, e automaticamente cercano di fare il risultato perché vogliono andare avanti loro, ma un bambino lo ingabbi in un aspetto tattico, lo ingabbi perché il gesto tecnico deve farlo perché deve dare palla, cioè è veramente deprimente quello che stiamo vedendo. Non a Vabbè. caso gli ultimi due mondiali l'Italia è a casa, ma ci chiediamo il perché? Sì, vabbè, è un discorso che non è legato solo all'Italia, secondo me, stiamo parlando proprio della questione fisica e tecnica individuale, perché all'estero non vedo questi grandi fenomeni, ma vedo sempre anche molta gente che corre, quindi è quello che voglio dire, che il calcio è diventato molto più muscolare. Poi vabbè, ci sono delle scuole che trattengono ancora dei crismi di natura tecnica e quindi per fortuna si va avanti in quella direzione. Staremo a vedere. Scusami se ti interrompo, Prego, no, no, Fulvio, certo. però ascolta, vedi che per dire, noi ultimamente abbiamo assistito agli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona, no? Cioè il Sì, Barcellona ha giocato con 2 2007 al primo minuto. È vero che non è più il Barcellona sul piano economico di una volta, non è il Barcellona di Guardiola, non è il Barcellona di Xavi, Iniesta, Messi, eccetera. Però parliamo ancora di un club di livello mondiale e parliamo comunque che in panchina c'è Xavi, cioè voglio dire, il Barcellona è ancora il Barcellona, anche se non è quello di una volta. E si gioca in Champions League, ti mette due titolari del 2007. Cioè noi veramente in Italia una cosa del genere, per noi è utopia pura. Perché ti faccio un esempio, in Serie D, come tu sai meglio di me, c'è ancora l'obbligo di far partire dal primo minuto 4 under, un 83, oh, scusa, un 2003, 2004 e un 2005. Ma ci rendiamo conto che il 2003 a gennaio del 2024 ha 21 anni? Cosa succede? 9 volte su 10, chi è al limite come under, in questo caso quest'anno è il 2003, ti farò vedere che 8 su 10 il prossimo anno giocano in eccellenza. Cosa succede? Che il giovane bravo in D deve giocare se è bravo, non ci deve mettere questo obbligo.
In più, proprio se vuoi metterci un obbligo, devi metterci un obbligo di 1 o 2 under, ma provenienti dal proprio settore giovanile, da fare in modo che crei un indotto a livello di scuola calcio, a livello di plusvalenze, lo porti in prima squadra e automaticamente magari la società può fare anche una plusvalenza che è una linfa vitale per un club per la propria sopravvivenza. Invece prendono tutti i giocatori che arrivano dalla C, dalla B, vanno in prestito, anche se a livello federale il prestito dei professionisti, giovani di serie, ai dilettanti non ha valore, a fine anno deve ritornare probabilmente alla base, ci può essere un problema perché la nuova proprietà in D dice no, io l'ho valorizzato, gli ho dato i vitti alloggio, rimborso spese, non lo mando di nuovo più lì. Cioè voglio dire, sono tante di quelle cose che è assurdo a livello federale, a livello di trasferimento, a livello di valorizzazione. Chi gode di questa cosa qua? Solo il club professionista. Non so se sono stato chiaro. Sì, In C siamo ancora col discorso che l'Under 23 la fa soltanto la Juventus, l'Atalanta. In C questo obbligo dell'Under 23, che poi non è un obbligo, di poter fare la seconda squadra, la famosa Under 23, all'estero la fanno da tanti e tanti anni, perché un calciatore che ti è arrivato a livello di primavera è probabile che non sia pronto per la prima squadra, perché ha ancora un'evoluzione futura, no? Sul piano fisico, sul piano morale, sul piano tattico. Cosa devi fare? Devi dare un'opportunità di avere ancora un anno, due di chance per capire dove può arrivare. Invece arriva lì, non è pronto e poi lo mandi via, è bruciato, va in diva, eccetera. Non so se sono stato chiaro. sì, io sono sempre un po', non sto parlando di casi legati alle serie minori dove ci sono delle problematiche maggiori, mostruose, no? Perché effettivamente mancano le risorse e quindi devi cercare di mantenere un certo equilibrio, non è semplice, ma anche in alto, nelle alte sfere, ovviamente anche lì per portare avanti un settore giovanile devi comunque far cassa e quindi prendono il ragazzo di colore dall'Africa, lo valorizzano e siccome è già strutturato rispetto ad altri lo vendono bene e quindi magari il settore giovanile campa anche su questi introiti senza andare a pesare sull'economia in generale, diciamo, della squadra. Io penso che comunque il giocatore, se è già pronto, perché lo sento nelle varie squadre, io sono sostenitore dell'Inter, lo sento anche in tante altre squadre, dico, però quel giocatore lì non viene data fiducia a 18 anni, si vede, si intravede, eccetera, eccetera. No, se il giocatore è forte lo butti dentro. No, dobbiamo anche un po' sfatare questa logica che il giovane deve essere messo dentro a prescindere. Il giovane, se gioca bene, gioca a prescindere. Se uno ha 38 anni o è un Maldini a 41 anni, gioca a prescindere. È la mentalità che è sbagliata, la nostra mentalità che è Giroud sbagliata. a 37 anni gioca a prescindere e a 37 anni, quindi secondo Certo. me è la base, vuol dire saper giocare a pallone. Certo, certo. Però ti faccio un esempio, vedi che facciamo due esempi. Parliamo di grandi club come parlavi tu giustamente dell'Inter, perché poi comunque l'Inter è un grande club, ok? Però cosa succede? Che nell'Inter attuale, cosa succede? Che la maggior parte sono tutti giocatori, tra virgolette, che hanno una certa esperienza e una certa età. Ci domandiamo come mai il City di Guardiola, cioè il miglior allenatore al mondo, ti parlo di 3-4 anni fa che mi è rimasto veramente impresso, il City che già da 3-4 anni punta a vincere tutto, faceva giocare a 17 anni, perché ancora oggi è un classe 2000, Foden. Il Real Madrid, che parliamo di 4-5 anni fa, ti faceva giocare Vinicius, che anche lui è un 2000. Cioè voglio intendere che parliamo, sì, oggi sono giocatori affermati. Vinicius era magari grezzo, ma ha una velocità devastante, che quello è già, no, è una caratteristica Certo. pazzesca proprio del calcio attuale. Esatto, però il City automaticamente vince la Champions, Real Madrid vince la Champions e ti fanno giocare questi giocatori. Con tutto il rispetto dell'Inter, nel suo 3-5-2 comunque lo fa bene, perché il 3-5-2 è un altro tipo di modulo che se tu comunque lo fai nel tempo, entro 2-3 anni automaticamente i meccanismi vengono in automatico. Ecco perché l'Inter sta facendo bene, anche se, mio modesto parere, come ti parlavo anche della nazionale precedentemente, la difesa a 3 per me o in Champions o a livelli nazionali, credo, anche se ultimamente si sta un po' verificando che tanti club e tante nazionali lo stanno applicando questo modulo, però secondo me a livello internazionale fa un po' fatica. Però cosa dico? Che l'Inter, anche se quest'anno vince, ok,
è andata via dalla Champions, però spiegami un giovane che arriva dal settore giovanile. No, no, certo, chiaro, chiaro. Quindi per arrivare a Di Marco ha dovuto fare il giro delle Ecco, sette bravo, chiese, delle sette chiese. Però esatto, a prescindere, far entrare un giovane a tutti i costi, io Vinicius lo metto subito a 18 anni, e lo metto subito esatto, perché esatto. lo vedo che ha una caratteristica di velocità, ma se non ce l'ha, Vedi che Yamal del Barcellona, che è un fine 2007, parliamo di un ragazzo che sono già 6 mesi che fa il titolare col Barcellona, quello che gioca a piedi invertiti il 2007, il mancino. E secondo te in Italia quanti casi del genere potevano verificarsi? Uno su 1 milione. beh, loro hanno veramente una famosa cantera molto Esatto, molto forte, quindi indubbiamente hanno l'aspetto, diciamo, del settore giovanile. esatto. Poi vabbè, nel piccolo anche delle squadre italiane hanno l'Atalanta, l'Inter, il Torino, la Juventus, quindi insomma hanno anche delle buone situazioni. Senti, siamo arrivati alla mezz'ora della Sì. nostra intervista, ti faccio vedere un attimo qualcuno che ha mandato già dei messaggi velocissimamente. Grande Evaristo da parte di Claudio Festa, poi abbiamo Massimo Padovan, grande esperto di talenti del calcio italiano, e poi un saluto al grande Evaristo Coro da Claudio Ventriglia, e poi abbiamo la classe non è acqua di Mario Carponi. Insomma, persone che ti conoscono nell'ambiente, amici e persone comunque con cui magari condividi il tuo percorso No, professionale. sinceramente su questi 4 ne conosco uno solo, gli altri non so chi siano. Va Mi fa bene, piacere evidentemente comunque ti e le seguono. ringrazio, mi fa piacere e le Benissimo. ringrazio tanto. Allora, stiamo parlando degli attaccanti. Chiesa è un Sì. giocatore che purtroppo dopo gli europei si è infortunato gravemente. Io ricordo un Chiesa devastante proprio agli europei del 2021. È stato il giocatore forse in più che andava a rompere gli equilibri. Ha perso qualcosa probabilmente. Vediamo se si riesce a recuperare. Uno è Chiesa, allora, degli attaccanti. Quale metteresti altri? Allora, io di Chiesa ti dico No, no, che... no. A Chiesa abbiamo già parlato. Passiamo No, ad altri. dicevo giusto un secondo, mi soffermavo su di lui, in quanto prima abbiamo un attimo sospesa questa cosa qua. Lo stimo tanto perché è uno dei pochi a livello internazionale che nell'uno contro uno, a piedi invertiti, a piedi diretti, ti devasta. L'unica cosa che mi dispiace di questo ragazzo qua è che purtroppo quell'infortunio che ha subito, sono convinto che ha perso quello strappo di Ah. un po' di velocità, un po' perché prima era devastante, adesso è ancora forte forte, ma prima per me quando ti Un saltava, po' ti di puntava, paura, magari anche un po' era di paura impressionante. E ecco perché lo stimo, anche perché, ti ripeto, lui era capace di farti l'uno contro uno sempre, sia a piedi retti che a piedi invertiti, perché ha proprio nella testa la rapidità di saltarti e di puntarti sempre. E questo è un giocatore che va giustamente apprezzato, perché chi ha coraggio è quello che fa la differenza. Ok, andiamo su altri giocatori. Allora, trovami altri 4 attaccanti o giocatori di fascia. Ecco, allora, Chiesa, poi Immobile? allora, ti sono sincero, su Immobili io non credo perché ti ricordi quando, ti faccio un esempio, quando Roberto Mancini era un grandissimo talento con la Lazio, poi in Sì. nazionale non la prendeva mai? Io credo che Immobile è un giocatore importante in Italia, ma non a livello internazionale, cosa che è molto importante essere di livello internazionale e non di livello nazionale. Lui ha dimostrato che quando gioca a livello internazionale, europeo, con la nazionale in Champions League, credo che il suo limite è a livello caratteriale, è un po', come ti posso dirti, è un po' che ha paura, nel senso che soffre, secondo il mio modesto parere, soffre l'ansia, soffre la prestazione a grandi livelli e si è notato spesso. Per cui secondo me Immobile, devo esserti sincero, non lo considero, spero di sbagliarmi, ma non credo che Spalletti punti su di Ok, lui. altri giocatori, Raspadori lo porti? Allora, Raspadori ti dico che è un attaccante centrale innanzitutto, è cosa che apprezzo molto Spalletti perché è uno dei pochi che ha capito che è un centravanti ma non è un attaccante esterno, che se lo fai fare l'attaccante esterno perde le caratteristiche che ha, perché per me è un centravanti vero, assomiglia un po' tipo alla Paolo Rossi, ok? Sì, sì, Baricentro basso, certo. chiudo del gol negli ultimi metri, eccetera, eccetera, anche se è un po' più forte sul piano dei quadricipiti, lui un po' più forte. Però secondo me, devo esserti sincero, anche se sono tifoso del Napoli, non lo vedo pronto per un europeo vincente. Ah, caspita. Scamacca?
Scamacca, credo che sia quella famosa storia di quando si ha grandi potenzialità ma non le ha espresse del tutto fino ad oggi. Credo che secondo me può essere un'alternativa perché lui ha tanto da poter dare, parlando dall'aspetto tecnico, forza, forte di testa, scaltro, e credo che lui probabilmente come centravanti almeno di stare nella rosa se la gioca. Scamacca, se non avesse questi infortuni, secondo me potrebbe essere un giocatore veramente in crescita perché ha il fisico per cercare di fare questa sorta, non dico di falso 9, un falso 9 che comunque va a segnare, no? Quindi riesce, diciamo, a tenere la zona, quindi un punto di riferimento importante che non va a perdere nei contrasti e nell'andare dentro l'area. È Ha un avuto giocatore forse su cui si dovrebbe puntare forse un po' di più. Io credo che, vedi, anche il tipo di giocatore in questo momento stiamo parlando, parliamo del centravanti, per me sono più aspetti e sono diversi i centravanti, che a volte sono funzionali all'aspetto tattico. Mi spiego, se giochi un 4-3-3, che il calcio è un bel calcio, Scamacca fa un po' fatica, nel senso che è un giocatore un po' statico, che ha forza, che non è, voglio dire, brevilineo, nel senso che quando giochi un 4-3-3, allora automaticamente hai bisogno più di baricentri bassi, rapidi, che ti attaccano subito alla profondità, sono bravi ad attaccare il primo palo, che hanno colpi, o sai, sono quelli imprevedibili. Se invece mi giochi col 3-5-2, ad esempio con l'Inter, che poi il 3-5-2 è un modulo molto semplice, perché i tre sono tre marcatori, non sono difensori, tre marcatori, fai due esterni, uno a destra e uno a sinistra, due esterni alti, che nella fase di non possesso si abbassa e gioca a 5, poi c'è un playmaker e due mezzali bravi in inserimento. Gli altri due, ecco Scamacca, cosa succede? Che i due attaccanti è molto semplice, capite? Prendi una prima punta e uno che ci gira intorno. Allora Scamacca lo vede più in un 3-5-2, non so se sono stato chiaro, Sì. da fare in modo che gli metti tipo Scamacca e tipo, voglio dire, un altro che è E c'era brevilino, rapido. Raspadori, quando erano giocavano nel Eh, Sassuolo erano così. Anche se Raspadori, ti ripeto, per me è un centravanti. Se fa il centravanti fa bene, se fa l'attaccante esterno lo vedo meno, No, no, come no, dire, ma è della dimensione. uno dei due del 3-5-2, quindi che Eh ci sì, gira attorno, ecco. ecco, vedi Senti, anche ad esempio l'Inter, e ci fai o Lukaku e Martinez, o gli fai Thuram e Martinez, fai una prima punta che ti fa da sponda e sì, un brevilineo come Martinez, e quello è il 3-5-2, c'è poco da fare. certo. Senti una cosa, oggi un mio amico su Facebook, che è di solito molto critico sui temi del calcio italiano in generale, dice: ma perché cosa ha fatto di male Pinamonti a non essere mai convocato in nazionale? Le rivolgo la stessa domanda a te. Secondo me è un giocatore che un po' ha dei limiti, non è un giocatore completo al massimo, è un centravanti buono, probabilmente forse non è un top, Allora, ecco. Pinamonti è un altro attaccante classica prima punta, dove ha forza, dove ha qualità, dove ha destrezza nell'attaccare la profondità, però ti dico è un altro tipo di centravanti che comunque è più proiettato a poter esprimersi meglio in futuro, nel senso che un buon centravanti è una prima punta, ideale nel 3-5-2, però secondo me in questo momento qua non è pronto per giocare in un europeo a un certo livello, per me non è ancora pronto. Senti, questi giocatori che abbiamo detto fino adesso, compreso anche Immobile, io non ne vedo altri, cioè Immobile, Raspadori, Scamacca e che abbiamo detto Retegui, sono Gay, sì, già quattro, poi puoi sì. inserire Zaniolo che è un po' un ibrido che gioca un po' più largo, puoi inserire Berardi, non rientrerà, dei giocatori che comunque sono dei centrocampisti avanzati, chi potrebbero essere, diciamo. Dipende, Fulvio, dipende se appunto è importante il modulo, perché se tu fai il 3-5-2, il 3-4-1-2, allora fai più fatica a utilizzare tipo Politano, tipo Zaniolo. Se fai il 3-4, voglio dire 2-1, Zaniolo può fare uno dei due mezze punte. Il problema è che dipende anche se l'allenatore vuole giocare con gli esterni in che modulo, ripeto, perché gli esterni puoi farli giocare solo nel 4-3-2-1, nel 3-4-2-1, un 3-4-3, ma nel 3-5-2 gli attaccanti esterni, a meno che, voglio dire,
la maggior parte giochi accanto alla prima punta, no? E Sì. quindi vedi il Zaniolo, dipende cosa succede, che se ipotesi Spalletti vuole giocare con il 4-3-3, cosa che lui ha sempre fatto, e vuole giocare con gli attaccanti a piedi invertiti, allora ti dico che secondo me parte in vantaggio Politano a destra Sì. per un semplice motivo. Uno, perché lui lo conosce molto bene, e ti dico che nell'ultimo periodo l'ho apprezzato molto perché, al di là dell'aspetto, voglio dire, che ha una certa esperienza oramai, mi ha impressionato perché è stato capace di fare la doppia fase, perché se tu gli attaccanti che giocano esterni nel 4-3-3 non si abbassano, non fanno la doppia fase, fai fatica. Sì, no, Cosa no, che quello invece lo è sa diverso fare. Zaniolo, perché Zaniolo è più forte sulla parte offensiva perché ha più colpi, ha più, okay, ha un po' più di vivacità, un po' più colpi sul piano tecnico. Però Zaniolo non è uno che si abbassa. Quando fai il 4-3-3 Sì, e ne hai due attaccanti che si abbassano, fai fatica. Ci ricordiamo molto sì, sì, bene il 4-3-3 di Sarri con Napoli. Perché faceva bene? Perché aveva i due attaccanti, erano Callejon a piedi diretti e Insigne a piedi invertiti, che si abbassavano e il centrocampo arrivava a 5, perché nella fase non possesso, se non hai copertura fai fatica, e quindi occorrono i calciatori polivalenti per far sì. bene, senti, hai già fatto in questo modo qua, già dato una risposta, non abbiamo altri talenti da mettere lì davanti, quindi probabilmente dobbiamo avere una capacità di interpretazione di gioco a centrocampo in cui forse non so neanche quanto possa essere interessante avere un centromediano. O anche può anche essere avere un centromediano alla Jorginho che dispensi i palloni ma che comunque dia una velocità ai centrocampisti alla Barella che devono comunque inserirsi e andare a fare gol. Secondo me è molto importante questa situazione. Difesa, bene o male, ce la caviamo tra i portieri, anche se possono avere come Donnarumma ogni tanto qualche passaggio a vuoto. Comunque Donnarumma è un buon portiere e i difensori ne abbiamo di vari tipi, quindi credo che da questo punto di vista bene o male siamo coperti. Senti, io ho delle slide che ogni tanto inserisco e mi rimangono anche nel tempo. Vediamo se c'è quella, eccola qua. Visto che sto parlando con un talent scout che ha l'occhio ben preciso, anche abituato a riconoscere dalle movenze del giocatore, del giovane giocatore, ovviamente il talento o chi potrebbe essere futuribile, costruendolo anche a poco. Esistono però delle problematiche. Io penso ai giocatori degli anni 70, di quando ero ragazzino, e vedo che dei capisaldi del calcio italiano sono venuti a mancare, ovvero, guardiamo un attimo questa slide, abbiamo Zoff, Nesta, Baggio e Signori, ovvero sia il portiere, il grande difensore, il fantasista numero 10 e l'attaccante. Alla fine abbiamo perso un po' in tutti i ruoli, no? Perché il grande portiere Donnarumma comunque qualche passaggio a vuoto l'ha appena detto, il difensore per eccellenza non ce l'abbiamo più da Maldini, Cannavaro, Nesta, lo stesso Materazzi anche volendo nel periodo. Il numero 10, il fantasista, l'abbiamo perso, idem in attacco. Quindi quello, Hai perfettamente ragione. ecco, allora è dovuto al calcio che è andato in una direzione più muscolare, perdendo la specificità dei ruoli, oppure è proprio un problema nostro? Io non sono molto convinto che sia un problema solo italiano, perché vedo dei giocatori che alla fine non sono bravi, parlano tanto della Premier, io la guardo con il fumo negli occhi, perché vedo degli strafalcioni a livello calcistico pazzeschi, specie nella copertura, nella difesa. In attacco hanno dei talenti, quindi magari sono più divertenti e si possono vedere. Qual è il tuo pensiero riguardo a questa mancanza o questa perdita, diciamo, di performance dei vari ruoli? Allora, per quanto riguarda il portiere, bene o male qualcosa c'è ancora, perché l'Italia è una scuola di portieri che in passato ha sempre avuto dei portieri importanti, perché c'è anche una scuola di preparatori di portieri che sono bravi. Il problema sul difensore centrale, vedi Nesta, vedi Cannavaro, eccetera, io credo che passi molto dalla colpa della famosa questione che dal calcio a uomo è passato al calcio a zona.
perché se ricordi, sicuramente ricorderai meglio di me, quando all'epoca, che era molto più semplice anche definirli nei ruoli, il libero, staccato, lo stopper, terzino destro, terzino sinistro, cosa succedeva? Che ognuno aveva il riferimento dell'uno contro uno, no? Quindi automaticamente eri più bravo nel difendere, nel recupero palla l'uno contro uno. Oggi cosa succede? Questi non ci sono più perché si gioca a zona. Molto spesso tra il reparto difensivo e il reparto di metà campo si gioca in un fazzoletto, in uno spazio di pochi metri si sviluppa lì quasi tutto ed è normale che il difensore non è più bravo una volta perché, ripeto, se ti capita di fare l'uno contro uno nella fase di non possesso, oggi dico che il difensore fa fatica. Cosa succede anche sulla parte della tre quarti per i Baggio? E una volta c'era Baggio, c'era Totti, c'era Zola, c'era Del Piero. E oggi facciamo fatica perché si gioca a piedi invertiti, perché la mezza punta oggi gioca nel 4-3-3 o 3-4-3 a piedi invertiti. Ma io dico, molto spesso faccio un esempio, Kvaratskhelia, ok? Che credo che sia attualmente uno dei profili a livello giovani di talento più forti a livello internazionale, no? Cosa succede? Che se me lo fai giocare sempre a piedi invertiti nel 4-3-3 o 3-4-3 per dire, a volte diventa prevedibile, perché spessissimo quando ti attacca in modo verticale, poi cosa fai dopo? Vieni a giocare con l'esterno verso centrale, la fase centrale. E quando lo fai uno, due, tre volte, diventi prevedibile, cosa succede? Che ti raddoppiano e fai fatica, perché è sempre lo stesso movimento, sempre lo stesso possesso palla, è sempre la stessa giocata. Se invece giochi sulla tre quarti, lì diventi sempre imprevedibile, perché lì puoi verticalizzare, puoi saltare l'uomo, l'uno contro uno, dai e vai. Cioè è diverso, capisci? È il discorso che comunque oggi è un calcio veramente tattico, piatto, dove il talento fa fatica perché non c'è più la mezza punta, è tutto un giocatore a piedi invertiti, due esterni, cioè non è più il calcio di una volta, ecco, questo Beh, intendo. però se il calcio ormai è questo, bisogna anche un po' adeguarsi da un certo punto di vista, quindi anche il giocatore si adegua, quindi il Kvaratskhelia quando arriva solo a tre quarti fa delle giocate ogni tanto che va non dico in aria, ma sulla tre quarti deve andare a destra, andare in orizzontale a destra, per cercare di aprire. Poi magari c'è l'Osimeno Raspadori che taglia dentro e quindi magari a quel Però punto secondo lì te, Fulvio, scusami se ti interrompo, sì. secondo te metti il Totti, ok? Totti non ha mai giocato a piedi invertiti, no? Addirittura con Spalletti, che lì ho apprezzato tanto Spalletti, quando Spalletti è stato lui che ha creato uno dei fautori del falso 9, quando ha giocato con Totti centravanti. Secondo te nel calcio attuale Totti avrebbe accettato, che è una mezza punta naturale, che ha dei colpi impressionanti, colpi imprevedibili, no? Di fare l'attaccante esterno un 4-3, un 3-4-3 a piedi invertiti? Con un gioco del genere avresti fatto fatica a farlo giocare lì, sicuro. No, beh, poi vabbè, però bisogna anche vedere la capacità di plasmare un giocatore, una personalità di quel tipo, è indubbiamente molto molto difficile. Senti, c'è un giocatore, per esempio, quando lo vedo giocare, dico, potrebbe migliorare. I suoi tifosi lo mettono subito all'indice, poi ti fa dei gol molto ma molto importanti, non ne fa tanti, ma fa delle giocate interessanti ed è questo. E Leao, allora da te vorrei sapere cosa potrebbe fare, perché penso a una cosa, se dovesse venire all'Inter Leao, dovrebbe essere cambiata tutta la squadra, perché se lui gioca solo in quella situazione lì deve per Bravo, forza andare in quella situazione, quindi non può venire all'Inter bravo. a meno che cambi modulo. Non Esatto. potrebbe cambiare lui anche il suo modo di gioco, che è quello di inserirsi in velocità, che è quello di partire con delle giocate magari anche da fermo, andare in accelerazione, oppure di cercare di essere un po' più dentro al campo, di modo che ha due spazi a destra e a sinistra per poter andare. Qual è il tuo pensiero? Allora, parliamo di un attaccante esterno ideale per un gioco di un 4-3-3, un 3-4-3 oppure un 4-3-2-1, lui può fare parte di quei due dietro la prima punta, un 4-3-1-2, però l'ideale in lui è un attaccante esterno, dove si dice a leve lunghe, a colpi, imprevedibile, ed è il suo forte partire a piedi invertiti. Però questo tipo di calciatore qua, se lo fai giocare in un 3-5-2, diventi un pesce fuor d'acqua,
Quindi nell'Inter, in quel tipo di calcio, per me perderebbe sia l'Inter, perderebbe sia lui, perché non ha le caratteristiche per giocare il 3-5-2. Ok, lui cosa potrebbe fare senza avere la provocazione, mettere in campo la provocazione che dovrebbe andare a giocare ovviamente all'Inter. Se fosse il Milan, per cambiare un po', dovrebbe essere messo un po' centralmente. Ogni tanto lo fa questo lavoro, però quando è a sinistra magari non gli arrivano i palloni giusti o salta male l'uomo, lo fischiano, però è un giocatore di qualità. Cosa Lo dovrebbe fare? fischiano perché secondo me sta attraversando un momento di maturità, perché essendo ancora giovane non ha ancora la fisionomia del suo potenziale. Sta attraversando un periodo importante in base alle sue caratteristiche, però ripeto, non è ancora pronto perché non sa di poter essere eventualmente a breve un leader, nel senso che è un giocatore ancora giovane, ma deve capire che se si mette nella propria testa che può essere devastante, lo diventa, perché è un giocatore importante. Però le sue caratteristiche sono, secondo me, soprattutto a campo aperto, si dice, a spazi, ok? Se ha queste caratteristiche, cioè se la squadra avversaria gli Però non concede sempre, campo. però scusami, non sempre è una squadra, specie poi il Milan di quest'anno che comprime la squadra avversaria nella propria metà campo, è chiaro che lo spazio non ce l'ha, è più difficile Esatto, per lui giocare. esatto. E infatti cosa succede? Quando ad esempio un giocatore è devastante a campo aperto, cosa succede? Che se trova una squadra, esempio un 3-5-2, che la squadra avversaria si abbassa a 5 e gioca la difesa schierata, questo tipo di calciatore fa fatica, non so se rendo l'idea. Ed è devastante invece quando ha possibilità a campo aperto di diventare devastante. Ecco il perché in ogni fase della gara, in base anche al modulo, in base anche al tipo della gara, c'è un giocatore che fa fatica, un giocatore che trova chiaramente terreno fertile per le sue caratteristiche, non so se ho reso l'idea. Lui ha potenzialità impressionanti quando la sua squadra riesce a trovare una squadra avversaria che concede campo, si dice. Se invece trova una squadra che gioca una difesa schierata, soprattutto il 3-5-2, si abbassano e giocano a 5, è il classico giocatore che con la difesa schierata avversaria fa fatica. Quindi insomma deve trovare lui la chiave per andare incontro a queste difese in un modo differente, Sì, altrimenti effettivamente è già in qualche modo neutralizzato. Parlando di esatto. talenti, ti faccio vedere questo talento sprecato. Sì. Eh, È veramente un dispiacere enorme perché parliamo di un talento che secondo me se avesse fatto il professionista nel vero senso della parola, credo che poteva essere tra i primi 7, 8, 10 giocatori al mondo. Perché veramente è un peccato che abbia fatto tanti, tanti, tanti errori nella sua attività professionale, Secondo perché te sono veramente stati degli errori, ma in realtà degli errori voluti, perché l'idea di cambiare squadra, l'idea di rompere le scatole in ogni squadra dove lui è andato, aveva la logica solo di spostarsi da una parte all'altra. È un giocatore che ha avuto troppo forse all'inizio della sua carriera e ha vissuto un po' di rendita, perché alla fine lo stipendio di Balotelli è sempre stato lo stipendio molto, molto pesante. È una scommessa spersa veramente per il calcio mondiale, non solo quello italiano. In questo caso no, credo che le tue dichiarazioni da un punto di vista tecnico, qualsiasi altra persona, anche uno stesso familiare, oppure no, magari familiare è contento dei soldi che possono arrivare, non può fare molto nei confronti di una deriva che è quella legata ai soldi, agli ingaggi, che dietro c'era Raiola che ovviamente spingeva a rompere gli equilibri, no? E quindi questo è stato il grosso problema. è un peccato, ti ripeto, perché se ti ricordi quando c'era Prandelli, e adesso vado più o Sì, meno a ricordarmi un episodio, mi ricordo che c'era una partita nazionale dove c'è stata un'espulsione e mi ricordo che Prandelli poi l'ha spostato centravanti ed era in effetti era rimasto lì facendo reparto da solo e lì mi ricordo che poi non è le caratteristiche giuste sue perché lui non era un centravanti, però mi no, ricordo in quella gara che ha fatto il centravanti per esigenza
ed è stato capace di prendersi la squadra sulle spalle, anche se era giovane, ed è stato determinante. Cioè ha dimostrato in quell'occasione che aveva delle caratteristiche, una duttilità importante, perché lui era capace di giocare là davanti in più zone del campo, aveva forza, aveva scaltrezza, aveva colpi, era imprevedibile a livello psicologico, era un talento, aveva qualcosa che pochi lo avevano in quel momento lì. Però purtroppo mi è dispiaciuto, ma credo che abbia distrutto una carriera Sì. veramente di grande È livello. sempre stato così. Poi comunque andando a vedere per esempio il computo dei gol, Immobile, che magari ha vinto poco nella sua carriera rimanendo nella sua realtà, ha fatto molti ma molti più gol di Balotelli, quindi alla fine è un po' questo, perché alla fine Balotelli, anche quando venne la seconda volta al Milan, fece non so 12-13 gol, molti su rigore, su punizione, non è che poi alla fine si impegnasse più di tanto, perché aveva quella sua testa, quindi dunque mandiamo a qualche ultimo riferimento. Antonio Testone, grande cola, maestro di calcio. Qua abbiamo una domanda, però è una domanda a cui già si risponde che non è possibile ovviamente cambiare determinate regole del calcio europeo. Se tornassimo a limitare gli stranieri nei club italiani e facessimo riemergere i nostri giovani che militano in club dilettantisti, facendo ritornare il suo calcio grande com'era, così facendo magari potremmo magari evitare figuracce a livello europeo o mondiale. Allora voglio rispondere due cose: a livello noi figuracce non ne facciamo, questo è molto importante, anche se sono 2 volte che non ci presentiamo ai mondiali, cosa che è capitata anche alla grande Inghilterra, visto che continuano sempre a elogiare la Premier. E l'altra cosa invece è il discorso che riguarda limitare gli stranieri. Non puoi, perché qua c'è la libera circolazione del mercato in Europa, no? Giusto, Evaristo? Se Giusto, vuoi giusto. aggiungere tu qualcosa riguardo a questo ragionamento. No, io più che altro riformerei partendo dalla base, cioè, ripeto, dalla D, dalla C, dalla B, per dire in D, come ho già detto prima, mettere obbligo di mettere under dal proprio settore giovanile, così in C, così in B. Però poi un'altra cosa che sarebbe fondamentale, mi dispiace dirlo, purtroppo è tanto business ma poca qualità. Io inizierei a fare automaticamente delle ispezioni sui campi delle scuole calcio, perché veramente è deprimente, perché da lì parte tutto. Se Sì. da lì inizi male, quando arrivi a 16, 17, 18 anni fai fatica, non c'è più niente da fare. Sono tante di quelle cose che secondo me andrebbero veramente modificate, ma tante, ma tante, ma tante. Senti, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, ridendo e scherzando, abbiamo parlato di talenti, abbiamo parlato anche di scelte, di giocatori, non abbiamo guardato molto l'attualità, quindi a questo punto è anche giusto così, perché la settimana prossima appunto ritorna il campionato questo weekend e abbiamo delle partite, adesso facciamole vedere un attimo, velocissimamente, eccole qua. Abbiamo Napoli-Atalanta, questa è una partita molto ma molto interessante, Genoa-Frosinone, Torino col Monza, questa è anche una partita che è molto importante per il centro classifica, Lazio-Juventus, vedremo Tudor contro la Juventus, se farà lo sgambetto la Juventus, Fiorentina-Milan, partita difficile per il Milan, con la Fiorentina che comunque gioca bene, Bologna-Salernitana, con la sorpresa del Bologna, la Salernitana ormai mi sa che incomincia a mollare un po' gli ormeggi per la Serie B. Cagliari, Hellas, Verona, questa è una partita difficile per il fondo della classifica. Sassuolo, Udinese, anche questa è una partita spartiacque per il Sassuolo con il cambio dell'allenatore. Lecce, Roma, con la Roma che dovrebbe continuare nel suo filotto, e Inter-Empoli con l'Inter che dovrebbe allungare forse qualcosina ancora di più. Napoli-Atalanta, ultima dichiarazione di un sostenitore comunque simpatizzante del Napoli, riuscirà a recuperare la posizione della Champions, Evaristo, il Napoli? No, assolutamente No. no. Io credo che il Napoli faccia fatica anche ad entrare in Europa League, perché ripeto, purtroppo sto pagando tutti gli errori che sono stati fatti da fine campionato scorso ad oggi, perché di errori mi dispiace dirlo, ne sono tanti e purtroppo non riescono, almeno in questo momento qua, a rimediare, perché partendo dal mercato, partendo dalla scelta degli allenatori, ripeto, oggi c'è il discorso ancora che Calzone è bravo, ma è a mezzo servizio.
Non ho fiducia, mi dispiace perché la squadra per cui tifo Ma, è... ma al di là della fiducia c'è anche il discorso, li ho visti giocare bene comunque l'ultima partita con l'Inter, però c'è Sì. stata la, cosa c'è di mezzo? C'è un Atalanta che non molla, una Roma che ha trovato la quadratura del cerchio ed è già quinta a 3 punti dal Bologna. Il Bologna che è una squadra che gioca molto molto bene, quindi quelli davanti li trovi molto ma molto motivati, quindi devi veramente un passo superiore a queste 3 squadre che ha davanti, però sono 9 punti tra il Bologna e il Napoli, quindi vuoi mai, Troppo in ritardo, oramai sono è 9 impossibile. partite, 3 per 9 27, sono 27 punti in palio e 9 da dover essere recuperati. Non si sa mai. Allora parliamo di Juventus, scusa, parliamo di Bologna, Roma e Atalanta. Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti al Bologna per due semplici motivi. Uno, perché secondo me hanno tra i migliori direttori sportivi, perché poi c'è il direttore sportivo e c'è il direttore sportivo talent scout. Sartori credo che sia da un bel po' di anni tra i migliori in Europa. Certo. In più, al di là del fatto che sia un grande scopritore di talenti ed è un maestro nelle plusvalenze, lì a Bologna ha dimostrato anche un'altra cosa importante. Se ci ricordiamo, Thiago Motta veniva dallo Spezia, non veniva dal Sì, Real Madrid. certo. Cosa significa? Che quando in una squadra che deve salvarsi esprimi un bel calcio, puoi salvarti. Se invece automaticamente esprimi il calcio italiano di una volta, cioè tutti dietro la linea da palla, nella ripartenza oggi fai fatica. Lui cosa ha fatto Sartori? Ha capito che lo Spezia, perché io l'ho visto più volte, ha fatto sì che si salvasse attraverso il bel calcio di Thiago Motta. Quello che stanno facendo quest'anno è meraviglioso perché è una squadra che è costata pochissimo, hanno stimoli tutti e automaticamente con gli stimoli, al di là dell'aspetto tecnico, ti dà anche una grande mano perché parliamo veramente di un capolavoro che sta facendo quest'anno, perché gioca un grande calcio, un grande direttore sportivo, giovani bravi, voglia di arrivare ed è una miscela perfetta. L'altro grande complimento lo faccio all'Atalanta perché, a parte che ci ho lavorato parecchi anni e so quanto sono bravi quei giovani, perché se ci guardiamo negli ultimi anni, l'Atalanta ogni anno fa delle plusvalenze importanti, ok? Certo. Però non si perde d'animo, prende giovani bravi ed è sempre lì, quarta, quinta, terza. Significa grande programmazione, grande società e in più hanno un allenatore che secondo me non si piange addosso quando gli vendono calciatori importanti, ma è sempre lì e dimostra di essere uno dei più bravi. Sì, anche perché poi comunque il suo genere di gioco ormai è standardizzato e a lui poi quello che viene di più di guadagnato, arrivato a un certo punto, che è quello che è qualcosa che può, diciamo, in più, diciamo, che riesce a dare alla società è trovare dei giovani da valorizzare e da fare la plusvalenza e riuscire a mantenere un bel campionato con magari la posizione in Europa. Non gli si chiede di più, perché se dovesse essere chiesto di più è già tanto, è quello che viene richiesto da parte della proprietà per Cassi nei Certo, confronti di Gasperini, no? Quindi certo, quest'anno certo. poi ha cambiato molto con i giocatori che sono cambiati, quindi c'è già un ricambio. Il prossimo anno secondo me l'Atalanta potrà dire molto, molto di più. Va E il bene. prossimo anno sarà un'altra estate che farà grande cassa, Eh sì, perché tra per Cop forza. C'è Myers, tra Scalvini anche. Scalvini, è una società che sa lavorare come pochi ed è sempre lì, ripeto, quindi complimenti alla società, alla dirigenza, allo staff tecnico, Gasperini, eccetera. Poi l'ultima cosa la volevo dire sulla Roma, come giustamente ne hai accennato prima. Lì si era proprio percepito che lo Sì, spogliatoio non volesse Mourinho. ovvio. Come è arrivato De Rossi, che lì è stata una mossa intelligente da parte della famiglia Friedrich, perché giustamente hanno capito che lì occorreva chiaramente un parafulmine. Hanno preso un romanista, hanno preso uno che comunque conosce le dinamiche a memoria, il gruppo lo ha accettato subito, è uno che comunque già quando era in campo era un allenatore,
e lì automaticamente, perché hanno un organico a un certo livello, si sono visti i risultati proprio, e ti accorgi quando automaticamente un gruppo non vuole un allenatore. Se un allenatore è inviso ai giocatori c'è poco da fare. Alla fine quella logica in cui l'allenatore incide nei casi migliori, alcuni dicono anche l'80%, nei casi peggiori incide veramente poco, e quindi se il calciatore non vuol correre, non corre. A favore, se non hai empatia, l'ultima cosa, Claudio, scusa, dicevo, sì, prego. il discorso è questo: lo spogliatoio, se non ha empatia con l'allenatore, ti faccio un esempio: se noi vediamo diciamo, le squadre di Ancelotti, non esprimono un grandissimo calcio, però se vai a sentire le interviste di Cristiano Ronaldo, vai ad ascoltare le interviste di Nesta, tutti quelli che hanno giocato con Ancelotti dicono: io per lui andrei in guerra. Cosa significa? Che se un allenatore ha empatia col gruppo, è già il 60%. Ma vuol dire che sa di calcio e sa di dover mettere il giocatore nella migliore condizione possibile per potersi esprimere nel migliore dei modi. Va bene, Evaristo, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa, grazie per i consigli, grazie per le tue delucidazioni riguardo alla crescita di un giovane, la crescita ovviamente dei vivai, delle società, e cercare di stabilizzare, specie appunto in alcune categorie, una capacità di fare società, di fare gioco anche a livello sul campo, ovviamente, che è una cosa molto importante nel nostro calcio, visto che è sempre abbastanza messo all'indice, e quindi bisogna partire dalle piccole cose intanto. Grazie. Grazie a te, buon pomeriggio e saluti a tutti. Grazie mille. Grazie Evaristo. Era giusto parlare anche Che Calcio Che Fa con personaggi di riferimento che riguardano appunto le varie categorie, le varie sfaccettature anche del modo, diciamo, di vedere il calcio, perché i talent scout ce ne sono tantissimi in ogni domenica, in ogni campo, ovviamente, perché è importante andare a vedere, a seguire i talenti che stanno emergendo, e quindi sono personaggi che hanno una capacità nel comprendere ovviamente le caratteristiche di un giocatore, sia in senso positivo che in senso negativo. Poi li vediamo quando crescono di serie in serie, magari li troviamo in Serie A. Grazie ancora comunque per aver partecipato a Che Calcio Che Fa. Scusate per la voce, ci vediamo settimana prossima. Grazie, buona serata.